tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, bentornati alla rubrica La partita della settimana. Ogni settimana andiamo a ripercorrere una partita che si gioca in questo turno della Serie A, analizzandone una analoga del passato. E oggi la scelta è ricaduta su Cagliari-Lecce. Effettivamente io devo dire che quando io ho fatto questa rubrica anche sulla pagina Facebook, che vi invito ad andare a seguire, Il Popolo del Calcio anni 90, su Facebook e su Instagram, c'è anche il blog Il Popolo del Calcio che potete seguire, a me venne in mente di fare questa rubrica perché era in programma, non mi ricordo che anno fosse, non so se era l'anno in cui il campionato fu bloccato poi per il Covid, più o meno in quell'epoca lì. Si giocava Cagliari-Lecce, che era una partita che io mi sono visto, però non è che mi appassionasse un granché, e mi venne in mente Cagliari-Lecce della stagione 90-91 e dissi, cavolo, fosse così importante quella di oggi come quella di quel giorno, me la guarderei con più enfasi, con più entusiasmo, e mi venne in mente di fare questa rubrica, di ricordare ogni volta una partita che si giocava nello stesso turno, e mi è venuto in mente proprio con Cagliari-Lecce, per cui anche qui sul canale come non inserire Cagliari-Lecce, che è stata un po' proprio che ha avuto proprio il merito di farmi venire quell'idea. Ma che cosa ha di importante Cagliari-Lecce del 14 aprile 1991, 29esima giornata del campionato 90-91? Bisogna inquadrare un attimo il contesto. Il campionato 90-91 è stato il primo vero miracolo di Claudio Ranieri in panchina. Giovane allenatore, aveva una quarantina d'anni. Ranieri aveva già portato il Cagliari nell'88-89 dalla C1 alla B e l'anno dopo dalla Serie B alla Serie A. In pratica in un anno il Cagliari si è ritrovato dal giocare in Serie C all'affacciarsi di nuovo alla Serie A. Il campionato 90-91 parte malissimo per i sardi, che sono ultimi in classifica, non riescono a fare punti nonostante una discreta squadra. Alla fine del girone d'andata sono penultimi con 10 punti. Dall'altra parte il Lecce, squadra allenata da Boniek all'esordio in panchina, la squadra un po' più esperta del Cagliari, sembra potersi salvare, batte addirittura la Sampdoria, che sarà poi campione d'Italia alla fine dell'anno, l'ultima sconfitta della Sampdoria in campionato in quella stagione 90-91, crollerà nel finale, verrà risucchiata proprio dal Cagliari, che invece disputerà un girone di ritorno fantastico. Pensate, il Cagliari 10 punti nel girone d'andata, 2 punti a vittoria, 19 punti nel girone di ritorno, una rimonta pazzesca. Si arriva a giocare alla 29esima giornata Cagliari-Lecce. Se il Cagliari vince, sorpassa proprio i salentini al quintultimo posto della classifica. All'ultimo e penultimo posto sono ormai di Cesena e Bologna. C'è il Pisa al terzultimo posto che prova a lottare per non retrocedere. In pratica si capisce che riuscirà a salvarsi solo una tra Pisa, Cagliari e Lecce. Cagliari-Lecce è lo scontro diretto, il Cagliari deve vincere. A Lecce basterebbe il pareggio. La partita finisce 2-0 con gol di Herrera al 31esimo e Francescoli al 61esimo, insomma proprio l'apoteosi del Cagliari uruguaiano. Francescoli, Herrera e Fonseca, 3 stranieri, 3 uruguaiani. Un pomeriggio tra l'altro anche un po' piovoso, un po' nuvoloso, non una bella giornata. Vi faccio vedere anche, devo sollevare qua il famoso librone del 90-91, pesantissimo. Ecco qui Cagliari-Lecce con la famosa esultanza di Francescoli. Eccolo qui, il Cagliari vince 2-0 e riuscirà a salvarsi. Tra l'altro in quella stagione il Lecce aveva vinto i 3 precedenti contro il Cagliari, l'andata in campionato 2-0 e le 2 partite di Coppa Italia in cui addirittura aveva vinto 4-0 una delle 2 partite, e invece quella più importante la perde, la vince il Cagliari 2-0. Il Cagliari riuscirà a salvarsi, a ottenere una salvezza che a metà campionato sembrava insperata. Il Lecce retrocede anche perché il Lecce decide poi di suicidarsi a 3-4 giornate dalla fine, perdendo in casa 3-1 contro il Bologna che era ormai già retrocesso. Gol di Mazzigno all'inizio e poi rimonta inopinata per il Lecce del Bologna, che vincerà 3-1, una partita inutile per i rossoblù ma che sarà veramente una mazzata terrificante per il Lecce, che finirà in Serie B. Vi faccio vedere anche l'album con le 2 squadre. Il Cagliari, che fece questa foto
con la maglia bianca che ricordava molto quella dello scudetto del 70. Io credo che sia stata fatta probabilmente apposta per un po' il ventennale dello scudetto del Cagliari di Riva. Non era, era comunque il 1990. E vi faccio vedere anche il Lecce, quel Lecce che nonostante dei nomi come ad esempio Pietro Paolo Virdis all'ultimo anno di carriera, come Pasculli, come Raimondo Marino, come Mazzigno, c'erano anche dei giovani interessanti, c'era Moriero, c'era Antonio Conte che dovreste vedere qua in panchina, eccolo qua, sembra quasi più giovane adesso, e questo è il Lecce che finirà in Serie B. E quel Cagliari-Lecce resta comunque ancora oggi nel cuore dei tifosi del Cagliari, perché fu una salvezza che, vi ripeto, a metà campionato sembrava irraggiungibile e che invece si concretizzò grazie a un girone di ritorno eccezionale e al primo dei tanti miracoli di Claudio Ranieri in panchina. Ci sta riprovando con la Roma adesso. Finirà un giorno la carriera di Claudio Ranieri e noi racconteremo tutti i vari miracoli. Me ne ricordo anche uno al Parma nel 2007, ma sarà argomento di un'altra storia che vi racconterò qui. Noi torniamo la prossima settimana con la rubrica La partita della settimana, con un'altra partita che andremo ad analizzare. Mi raccomando, voi continuate ad iscrivervi e a seguire il canale, tanto è sempre tutto gratis, sia l'iscrizione, i like, i commenti. Mi raccomando, sostenete il canale, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere che idee vi vengono in mente, che storie vi vengono in mente, commentate quelle che vi racconto e io torno la prossima settimana. Ciao a tutti, avanti tutta.